Buonasera, benvenuti al TG5. Una situazione politica estremamente complessa, vedremo in dettaglio le parole di poco fa del Presidente della Repubblica che dice appunto un clima di contrapposizioni, ma bisogna andare avanti, la raccolta delle firme per la mozione di sfiducia al governo da parte del PD. Entreremo in dettaglio di tutto questo, ma innanzitutto vogliamo vedere concretamente qual è la situazione del Veneto alluvionato in queste ore e anche degli stanziamenti dei denari che sono stati appunto stanziati immediatamente per sostenere le popolazioni alluvionate. Il nostro servizio. 300 milioni di euro per il Veneto. Ad annunciare lo stanziamento il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi all'indomani della sua visita nelle zone colpite dall'alluvione. Abbiamo stabilito che con atto di Palazzo Chigi venga messa a disposizione della Protezione Civile e della Regione Veneto la somma di 300 milioni. Siccome ieri ho visto che c'erano molte persone, anche anziane, che erano impegnate ai lavori di pulizia, eccetera, lo traduco in vecchie lire, sono 600 miliardi di vecchie lire. Successivamente, ripeto, ci saranno interventi o di spesa corrente o di opere strutturali da parte del CIPE. Nell'incontro di oggi a Palazzo Chigi, insieme al Premier, c'era anche il governatore del Veneto Zaia. Per me questo significa tornare a casa e iniziare un nuovo corso. Ieri con il Presidente del Consiglio e il Ministro Bossi ci siamo impegnati a dire come prima e più di prima, di pensare che la primavera possa essere veramente una primavera per queste 500.000 persone. E oggi alle 18 a Padova è arrivato anche il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, accolto dagli applausi degli oltre 800 sindaci giunti da tutta Italia per l'inaugurazione della 27esima assemblea dell'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. Con lui il Ministro della Difesa Ignazio La Russa e il Segretario del PD Bersani. E oggi in Veneto è ricominciato a piovere, anche se le previsioni per questa settimana non dovrebbero destare preoccupazioni. La situazione sul territorio resta comunque molto difficile, con decine di famiglie che non possono ancora rientrare nelle loro case e la Coldiretti avverte: un comune su 4 è ancora a rischio alluvione, 41 sono a rischio frana. Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano si fermerà anche domani a Padova, dove in prefettura in mattinata incontrerà i sindaci delle zone colpite dall'alluvione.